Quanto sta diventando importante il problema della casa? Cioè quante persone ci sono anche in Veneto che non riescono più a garantirsi un posto dove vivere? Sicuramente a Venezia sono tanti, sono migliaia di famiglie, però questa è una situazione che sicuramente si ritrova in molti comuni, nei più grandi in particolare, ma non solo. C'è una domanda di casa popolare e non solo che è sempre più grave. Edilizia residenziale pubblica, politiche a sostegno dell'affitto, locazioni turistiche brevi e abitare universitario. Sono i 4 temi con 4 proposte o spunti di riflessione che Ocio, Osservatorio Civico sulla casa e la residenzialità, lancia da Venezia al dibattito politico in corso in vista delle prossime elezioni regionali. La casa è sempre stata marginalizzata e secondo noi rimetterla al centro è importante perché avere una regione che lascia indietro famiglie, centinaia e migliaia di famiglie che non riescono a pagare gli affitti, che si trovano sfrattate e per i quali si sta facendo poco e nulla, vuol dire mettere nell'angolo tutta una serie di questioni che invece sono questioni fondamentali. Indicando nel dettaglio anche dove raccogliere le risorse finanziarie, Ocio chiede il recupero e l'assegnazione delle case ATER attualmente vuote, lo stop alla svendita del patrimonio residenziale pubblico, l'assegnazione degli appartamenti non ERP a famiglie ancora in emergenza abitativa pur avendo perso i requisiti di reddito e infine la regolamentazione degli affitti turistici come ha fatto la Toscana e sta per fare l'Emilia-Romagna. Sono fatti pensati e scritti per essere letti da chiunque, nel senso che qualunque cittadino interessato potrebbe farle proprie e magari, come dire, in generale questi appunti per le regionali possono anche contribuire, speriamo, a alzare il dibattito, circostanziare il dibattito in particolare in termini di concretezza delle proposte e dei problemi che ci sono.